Dall'altra parte c'è più arroganza, forse percepisco meno il valore poi anche sanzionatorio della pena, evidentemente c'è anche questa percezione che chiaramente non dipende dalle forze dell'ordine, questo è un dato oggettivo, noi facciamo il nostro, prevenzione, repressione, poi il discorso pena è un'altra fase che non attiene a noi. Se c'è questa percezione è un problema di cui noi non siamo assolutamente responsabili, però ho detto poc'anzi che le corse clandestine, il fatto a cui si riferisce è quello della circonvallazione, in pieno giorno, mai successo, però i tempi sono stati rapidissimi, nel momento in cui escono a Picanello, fanno la corsa, passano roba tipo 4 minuti, ci sta che la pattuglia, in quel caso eravamo noi, può anche aver già completato il giro e poi passare dopo 5 minuti, 6 minuti e aver fatto la gara. L'importante è che dopo neanche 12 ore abbiamo noi trovato i responsabili, abbiamo preso i caressi, abbiamo insomma avuto il quadro chiaro della situazione, però con delle sanzioni che poi sono quelle che sono, erano minorenni e non c'è una vera pena insomma, afflittiva per questo tipo di reati. Per quanto riguarda le cose, per quanto riguarda le spaccate, vuol dire poi alla fine sono furti con scasso. Anche in questo caso la pena poi applicata è furto con scasso, noi né rapina né in sequestro di persone, insomma sono poi pene che lasciano il tempo che trovano, voglio dire, a fronte del danno che poi cagionano al proprietario dell'attività commerciale.